Alberto Trentini è in Italia, all'atterraggio questa mattina all'aeroporto di Ciampino, l'abbraccio a mamma Armanda che lo accarezza, ad accoglierlo Meloni e Tajani. Siamo felicissimi, ma la nostra felicità ha un prezzo altissimo. Non si possono cancellare le sofferenze e questi interminabili 423 giorni, così la famiglia che chiede di poter stare ora lontano dal clamore, il rientro al nido, potrebbe slittare l'ipotesi di qualche giorno nel Trevigiano. Non si fermano le ricerche di Annabella Martinelli, la 22enne scomparsa da Padova la sera dell'Epifania. Tra le piste, quella che la giovane si sia fatta dare un passaggio da un conoscente. Non ce l'ha fatta la 19enne che ieri mattina era rimasta gravemente ferita in uno scontro tra il suo scooter ed un camion a Pescantina nel Veronese, nel liceo di Lorenza Bridi. Un minuto di silenzio. Inseguimento da film sulle strade di Vicenza, una grossa auto con targa francese forza un controllo della polizia, fugge e si schianta al casello di Vicenza Est. 4 padovani finiscono in manette. Furti e spaccate, l'emergenza arriva in regione, il presidente dell'ANCI Conte incontra il governatore Stefani, più militari nelle strade, in arrivo in Veneto 54 nuovi poliziotti. Chiuse le indagini sui presunti fondi illeciti in campagna elettorale per la rielezione del sindaco Brugnaro, i magistrati hanno chiesto rinvio a giudizio del primo cittadino del capoluogo lagunare. Ho lasciato i Pittura Fresca perché erano diventati troppo seri, è una delle rivelazioni che ha fatto Oliver Scardi, ospite a Ringari, percorrendo la sua lunga carriera e parlando delle prospettive future. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Questi dunque i titoli, ma come ogni martedì iniziamo subito dando un'occhiata a quello che è il sondaggio al quale vi chiediamo di rispondere questa sera, esprimendo la vostra opinione sul tema dei furti, con particolare riferimento a quelli nei confronti delle attività commerciali che si stanno verificando nelle ultime settimane, soprattutto a Treviso. Raffica di furti, serve una manifestazione di piazza, potete esprimere la vostra opinione con le consuete modalità, con una chiamata gratuita ai numeri che vedete in sovraimpressione. L'esito del sondaggio verrà reso noto nel corso di Ring in onda questa sera a partire dalle 21. Ed ora la cronaca con il rientro in Italia di Alberto Trentini, l'abbraccio a Ciampino con mamma Armanda che lo accarezza, ad accoglierlo Meloni e Tajani. Sono le 8.35 di martedì 13 gennaio 2026, quando dopo 423 giorni, rinchiuso nel carcere El Rodeo di Caracas, Alberto Trentini, il cooperante veneziano originario dell'isola di Venezia, può rimettere finalmente piede sul suolo italiano. L'abbraccio intenso e la carezza con mamma Armanda, che ha sempre lottato per lui, un passo più indietro ad aspettarlo per accoglierlo la Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e il Ministro degli Esteri Antonio Tajani. Il cooperante veneziano ha più volte ringraziato la Premier e l'Italia. Grazie, bene. Sì. Abbracciato mamma. Sì, è stata tanto pensiero, lo sai. Grazie davvero, grazie. Stai scherzando? Grazie. Già poche ore prima, dalla sede dell'ambasciata italiana, con l'ambasciatore italiano a Caracas, il veronese Giovanni Umberto De Vito, che ha sempre seguito il caso, aveva detto: sono libera e desidero ringraziare il Presidente del Consiglio, il governo italiano, il Ministro degli Esteri Tajani, il corpo diplomatico che si è attivato e che ha portato a termine la liberazione mia e di Mario. Sono in partenza per l'Italia molto presto, non vedo l'ora di riabbracciare la mia famiglia. Armanda Corus è emozionata e profondamente commossa. Appena arrivata la sera prima del tanto atteso e sognato incontro con il figlio, con la voce rotta dall'emozione aveva confidato: io ho difficoltà ad esprimermi perché la gioia è immensa per quello, per la notizia di stanotte, e potete immaginare.
All'uscita dall'aeroporto di Ciampino nessuna dichiarazione però per Alberto Trentini, mentre ha parlato a lungo il suo compagno di cella Mario Burlò. La famiglia Trentini ha preferito invece affidare il suo pensiero in una lettera letta dall'avvocata Alessandra Barberini. Siamo felicissimi, ma la nostra felicità ha un prezzo altissimo. Non si possono cancellare le sofferenze di questi interminabili 423 giorni. Ora vi chiediamo di rispettare il nostro desiderio di stare un po' raccolti, lontani dal clamore di queste giornate, per affrontare con tranquillità ed entusiasmo il futuro di libertà che ci attende. Quindi la partenza di Alberto Armanda in auto verso una località tenuta riservata, che potrebbe anche non essere subito casa e quindi Lido di Venezia, ma in altra residenza, per riannodare i fili di una vita sospesa. Forse il luogo scelto potrebbe essere anche il Trevigiano. Da parenti alla finestra di casa Trentini si è affacciato nel pomeriggio papà Ezio. Comunque il Lido lo aspetta per suonare ancora le campane. Non si fermano le ricerche di Annabella Martinelli, la 22enne studentessa di giurisprudenza che manca dalla sua casa di Padova dalla sera dell'Epifania. Tra le ipotesi quella che la giovane donna si sia fatta dare un passaggio da un conoscente dopo aver raggiunto Teolo, dove è stato allestito il quartier generale delle ricerche. Si lavora senza sosta nel quartier generale allestito in questo edificio di Teolo, che coordina le ricerche in corso sul campo. Annabella Martinelli, studentessa di giurisprudenza a Bologna, potrebbe essersi fatta dare un passaggio da un conoscente. Secondo gli inquirenti questa potrebbe essere l'ipotesi più probabile, nonostante un momento difficile che la 22enne stava vivendo per motivi sentimentali. Nel frattempo vigili del fuoco, uomini del soccorso alpino, volontari della protezione civile sono in costante contatto con le squadre di cinofili tornate a battere palmo a palmo il territorio dove di Annabella Martinelli si sono perse le tracce dal giorno della Befana. La zona che sapete qui di Teolo, di Villa di Teolo, questa zona qui stiamo battendo in maniera principale, sviluppandosi con, come avete visto, con apparecchiature particolari. Non abbiamo ulteriori novità in questo momento. Droni dei vigili del fuoco in volo dal Passo Fiorine. Le immagini registrate potrebbero restituire una traccia da luoghi impervi come ad esempio grotte o anfratti naturali su cui poi indirizzare le ricerche da terra. Sicuramente questo territorio, la sua morfologia si presta anche a questo. Io che ci vivo qui da tantissimi anni non so dove siano, quindi mi viene abbastanza difficile pensare che qualcuno in qualche modo si addentri verso queste realtà. E ci sono di contro tantissime persone che camminano a piedi e che vanno in bicicletta, quindi insomma è un territorio che non è certo amorfo, è vivo, è pieno di persone che girano, che sicuramente conoscono gli ambienti. È vero, ci sono delle cavità naturali che si prestano a queste, e quelle conosciute sono state ovviamente tutte battute. Le tracce di Annabella portano per ora tutte in quest'area. Il 6 gennaio parte da casa dicendo ai familiari che sarebbe andata da un'amica. In bici raggiunge l'area dei Colli, ordina per telefono 2 pizze, dove come quando di Selvazzano Dentro, che ritira verso le 22 pagandole in contanti, poi si dirige verso Teolo. Nella pizzeria La Pepita acquista 2 bibite e il suo passaggio viene filmato dalle telecamere. E sembra lei, c'è stato un passaggio, una tarda serata, sembra del 6. Aggancia la bici, poi probabilmente imbocca a piedi il sentiero e sale forse verso il Passo Fiorine. Le indagini per ora restano orientate a un allontanamento volontario. Le ricerche continueranno sicuramente almeno fino a venerdì. Continuano le indagini sull'omicidio del cameriere 25enne, rintracciata a Valencia l'auto del presunto killer, il vigile veneziano Riccardo Salvagno. È stata trovata a Valencia, poco distante dall'aeroporto, la Volkswagen con cui Riccardo Salvagno, vigile urbano accusato dell'omicidio del cameriere 25enne Sergio Tarna avvenuto la sera dello scorso dicembre, sarebbe fuggito. 2, forse 3, le auto cui avrebbe fatto uso Salvagno, una Polo registrata dai Targa System passata per Gorizia, l'altra per superare i confini di Francia e Spagna fino ad arrivare a Valencia e prendere un volo interno direzione Tenerife. Ancora nessuna traccia invece della calibro 9 pistola
pistola d'ordinanza ritenuta essere l'arma del delitto, gettata, secondo quanto emerso dall'interrogatorio del quarantenne, durante la fuga verso la Spagna. Nessun punto segnato dal GPS, nessun ricordo del luogo in cui questa sarebbe stata dispersa. Continuano dunque le indagini per far luce sulla modalità in cui Sergiu Terna è stato ucciso, fissato per giovedì alle 9:30 intanto il suo funerale alla chiesa ortodossa di Zelarino. Non ce l'ha fatta la 19enne che ieri mattina era rimasta gravemente ferita in uno scontro tra il suo scooter ed un camion a Pescantina nel Veronese. Lorenza Bridi era stata ricoverata in condizioni disperate all'ospedale di Borgo Trento, dove purtroppo è deceduta. Le indagini sulla tragedia sono affidate ai carabinieri. La ragazza frequentava l'ultimo anno al liceo Montanari di Verona, dove oggi per ricordarla è stato osservato un minuto di silenzio. Inseguimento da film sulle strade di Vicenza. Un'auto con targa francese forza un controllo della polizia, scappa per chilometri e si schianta sul casello di Vicenza Est. 4 padovani finiscono in manette dopo la fuga a piedi. 4 padovani in trappola dopo una folle fuga in zona Vicenza Est. È una scena da film d'azione, quella che si è consumata ieri mattina sulle strade del capoluogo berico. Una volante della Polizia di Stato nota in Viale della Pace un'auto di grossa cilindrata con targa francese che procede in modo sospetto. A bordo 4 giovani. Quando gli agenti tentano il controllo, il conducente accelera improvvisamente e si dà alla fuga. Ne nasce un inseguimento ad alta velocità lungo le principali arterie che collegano la città al casello di Vicenza Est. Per quasi 5 chilometri l'auto dei fuggitivi sfreccia nel traffico mettendo a rischio la sicurezza di automobilisti e pedoni, inseguita dalle pattuglie della questura. Sirene spiegate e frenate, con la polizia che con professionalità non mette a repentaglio la sicurezza degli automobilisti. La corsa finisce al casello autostradale. Nel tentativo di forzare la barriera, i fuggiaschi si schiantano contro un furgone fermo al pagamento del pedaggio. L'impatto è violento. L'auto resta danneggiata, ma i 4 occupanti riescono comunque ad uscire dall'unica portiera rimasta funzionante e a fuggire a piedi. Scatta immediatamente alla caccia all'uomo. Volanti e squadra mobile setacciano la zona. E mezz'ora più tardi individuano i 4 mentre cercano di nascondersi all'interno di un edificio abbandonato. Per loro la fuga finisce lì. Si tratta di 4 giovani italiani di età compresa tra i 18 e i 24 anni, tutti residenti in provincia di Padova. Per tutti scatta l'arresto in flagranza, disposto e subito comunicato al pubblico ministero di turno. I reati contestati sono resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio, danneggiamento e possesso di arnesi atti allo scasso. Furti e spaccate a Treviso, l'emergenza arriva in regione, il sindaco Conte ha incontrato questa mattina il governatore Stefani. Eccolo immortalato dalle telecamere dell'emporio cinese di Via Ghirada, mentre dopo aver infranto la vetrata della porta d'ingresso arraffa i soldi del fondo cassa. È lo stesso ladro che pochi minuti prima, a 300 metri di distanza, ha colpito da Tonino Pizza. Ormai è quasi una sfida tra guardie e ladri, perché mentre gli agenti arrivavano alla pizzeria di Viale Cacciatori, l'uomo con identiche modalità razziava l'altra bottega. Per casa, per soldi, forse quasi 200 euro. Perché alla notte l'1:15 prima della pizzeria, dopo seconda qua. Ed anche qui è la seconda volta negli ultimi mesi, una serie di furti e spaccate ai danni delle attività commerciali di Treviso senza precedenti, con un'emergenza che è arrivata anche in regione. Il sindaco Conte, anche come presidente ANCI, ha incontrato il governatore del Veneto Stefani per organizzare un vertice con il ministro Piantedosi e creare un protocollo per un Veneto più sicuro. Contiamo di farlo entro fine di gennaio, proprio perché l'obiettivo è quello di fare sinergia tra comuni e regione per mettere in campo una strategia coordinata e soprattutto che sia uniforme a livello territoriale per consentire di incrementare gli organici delle forze dell'ordine. Più agenti e risorse alle forze di polizia, ma anche la presenza dell'esercito. Tra le altre cose, uno dei nostri obiettivi è quello di chiedere la permanenza e possibilmente anche l'incremento della presenza dei militari nelle nostre città. Nel frattempo l'appello
appello a raccogliere firme e scendere in piazza, lanciato da Antonio Amatruda ai commercianti e alla società civile, ha acceso il dibattito con numerose attestazioni di solidarietà. Vediamo le firme che raccogliamo nel giro di qualche mese, 2 mesi, 3 mesi. La mia idea è almeno 10.000 firme e poi andare in piazza. Questa è un'idea. Adesso ho bisogno della collaborazione dei cittadini trevigiani e dei commercianti trevigiani. E a Padova arrivano 54 agenti di polizia, nuovi agenti di polizia, l'annuncio del sottosegretario Andrea Ostellari. Nuovi poliziotti in arrivo sul territorio grazie al 231esimo corso allievi agenti e al 19esimo corso vice ispettori della Polizia di Stato. In totale si tratta di 3.500 persone che prenderanno servizio nelle varie questure d'Italia. Ad annunciarlo il sottosegretario al Ministero dell'Interno Nicola Molteni e il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari. In 3 anni questo governo ha assunto 42.500 operatori delle forze di polizia. Così diamo una risposta concreta a un problema diffuso, più uomini, più donne sul territorio per tutelare i cittadini. Con l'ultimo aggiornamento in Veneto l'incremento definitivo è di oltre 200 nuove unità, considerando tutte e 7 le province e tutti i comparti di assegnazione. A Padova sono stati destinati 54 nuovi agenti e vice ispettori che saranno impiegati nel presidio del territorio. Numeri che significano una presenza reale e un sostegno concreto ai cittadini e a chi ci difende ogni giorno. Sono state avvertite anche in Polesine, in particolare nei territori di Ariano, Porto Tolle, Papozze e Villanova Marchesana, le 2 scosse di terremoto che hanno colpito questa mattina la Romagna. La scossa più forte di magnitudo 4.3 con epicentro la provincia di Ravenna, la seconda di intensità 4.1 nella zona di Faenza. Se in Romagna la paura è stata tanta, con gente in strada e studenti evacuati dalle scuole, a sud del Veneto la percezione è stata decisamente minore, ma entrambe le scosse sono state chiaramente avvertite. La politica ora si dice sereno. Fabio Benetti, neoconsigliere regionale di Fratelli d'Italia, accusato di attentato contro i diritti politici. Sentite cosa è successo. Si dichiara sereno, confida nella giustizia che farà il proprio corso e arriverà all'accertamento della verità. Così l'avvocato Stefania Tescaroli, difensore del neoeletto consigliere regionale di Fratelli d'Italia Fabio Benetti, accusato di attentato contro i diritti politici del cittadino. Nello specifico, l'accusa è quella di aver manomesso numerosi manifesti durante la campagna per le elezioni regionali del 23 e 24 novembre scorso, coprendo il simbolo di Fratelli d'Italia del collega Mattia Moretto con quello del PD. La bufera politica è nata proprio dopo la denuncia contro Ignoti di Moretto, attuale presidente del Consiglio Comunale di Rovigo. Nel corso del procedimento ovviamente si procederà a dimostrare la totale estraneità ai fatti da parte di Fabio Benetti. Naturalmente lo stesso, il mio cliente, provvederà a tutelare la propria immagine in tutte le competenti sedi. Sul caso indaga la Procura di Rovigo, che ha effettivamente verificato la presenza di numerosi manifesti elettorali manomessi nel capoluogo polesano e nei comuni di Adria, Ceregnano, Lendinara, Badia, Fratta, Castelmassa, Villadose e Bergantino il giorno prima del voto. Una versione diversa da quella raccontata dalla legale di Benetti. Durante la campagna elettorale è notorio, perché era già stato acquisito anche agli atti di queste indagini, che i suoi cartelloni, manifesti pubblicitari sono stati continuamente strappati, gettati a terra, coperta la faccia, coperto il nome, quindi capisce che sono stati alterati i cartelloni pubblicitari di Fabio Benetti a più riprese. Sulla vicenda è intervenuto anche il capogruppo di Fratelli d'Italia Claudio Borgia, che a Ring ha dichiarato: prima volta che sento questo tipo, almeno nella mia breve esperienza politica, che sento questo tipo di reato attribuito ad un candidato, un consigliere. Però se la magistratura sta indagando, ovviamente è anche a difesa probabilmente della parte offesa, quindi la parte offesa so che ha fatto una denuncia verso Ignoti, quindi non sapeva chi fosse,
e quindi insomma questa è la situazione generale. Noi stiamo valutando. E a Venezia chiuse le indagini sui presunti fondi illeciti durante la campagna elettorale per la rielezione di Venezia, del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. I magistrati hanno chiesto il rinvio a giudizio. Concorso in finanziamento illecito ai partiti. È questa l'imputazione che muove a vario titolo la procura nei confronti del sindaco Luigi Brugnaro. Chiusa l'indagine sull'inchiesta sui presunti fondi illeciti nella campagna elettorale per la rielezione del sindaco nel 2020, i PM hanno deciso di chiedere il rinvio a giudizio non solo per Brugnaro, ma anche per il direttore generale, capo di gabinetto del comune Morris Ceron, del manager di Umana Walter Bianchi, del mandatario elettorale Adriano Giudice, del responsabile dell'associazione Venezia 2025 che ha seguito le elezioni. La prima udienza davanti al giudice per le indagini preliminari è fissata per il prossimo 2 aprile, dove si deciderà se mandare gli indagati a processo o far cadere le accuse. Al centro dell'indagine le spese per la campagna elettorale del 2020, che avrebbero sforato di oltre €500.000 il tetto di spesa previsto per ogni candidato, che si aggira intorno ai €330.000. A Brugnaro è stata contestata anche l'accusa di falso in atto pubblico, poiché aveva firmato un atto relativo proprio alle spese elettorali intorno ai €251.000, ben lontani dunque dai quasi €900.000 di cui è stata proprio la Guardia di Finanza a rendere conto alla Procura, attestando di fatto un esubero di spesa per la campagna elettorale di circa €513.000. Cambiamo decisamente argomento, ho lasciato i Pittura Fresca perché erano diventati troppo serie, una delle rivelazioni che ha fatto Oliver Scardi, ospite di Ferdinando Avarino ieri sera a Ringari, percorrendo la sua lunga carriera e le prospettive future. Per 42 anni sono andato avanti a correre su 2 cavalli. Cioè uno era la musica e l'altro era il lavoro da bidello. Perché lei tuttora fa il bidello? Tuttora lo faccio ancora per gli ultimi 8 mesi. Speriamo di arrivare al traguardo e superarlo, perché quella è la cosa più importante. Per Oliver Scardi, anzi Sir Oliver Scardi, il raggiungimento del primo obiettivo a settembre, la pensione dal lavoro di bidello, coincide anche con l'inizio di una nuova giovinezza musicale. Intervistato a Ring dal vice direttore Ferdinando Avarino, l'ex cantante dei Pittura Fresca si è raccontato a 360 gradi, a partire dall'intramontabile passione per la musica. Mi diverto molto di più. Cioè? C'è più allegria. Allegria? Sì. Ma rispetto a Pittura Fresca? Rispetto a Pittura Fresca, no, sì. Dai, come è possibile? Sì, te lo posso assicurare. Perché c'è più spensieratezza? I Pittura Fresca si sono rotti perché sono diventati troppo seri. Quando i Pittura Fresca sono diventati troppo seri, troppo imbacchettati, ho deciso di lasciar perdere. E proprio un concerto con i nuovi compagni d'avventura potrebbe festeggiare il raggiungimento della pensione. Questi più di 30 anni di attività, dall'esplosione del successo dei Pittura Fresca, racconta Scardi, sembrano trascorsi in un lampo, ma è il mondo d'oggi a ricordarci che il tempo è passato. Fin prima di 35 anni fa gli ideali erano pace, amore, giustizia sociale, equità e fratellanza. Al giorno d'oggi abbiamo individualismo, smania di potere, il denaro prima di tutto. In ogni caso, Scardi non ha perso né la voglia di cantare e suonare, né quella di osservare e commentare ciò che vede. La sua ultima canzone si intitola Ferragni, con una R sola. Non ce l'abbiamo su con la Ferragni. La canzone critica un costume che qua in Italia ormai lo conosciamo benissimo. Tante rogne che Ferragni, Ferragni che tante rogne, quante rogne che Ferragni, perso fede se anche i guadagni. A me dà molto fastidio che persone che hanno soldi e potere, invece di mangiarsi i propri soldi, divertendosi, mangiando, bevendo, facendo qualsiasi cosa, approfittino delle categorie più deboli per raggranellare denaro. Ed era l'ultimo servizio per questa edizione del Veneto dei nostri notiziari. Vi ricordo dalle 21 l'appuntamento con Ring, si parlerà di furti, spaccate e rapine, Veneto sotto assedio, e questo è anche il tema del sondaggio di questa sera. In studio con Ferdinando Avarino, Riccardo Barbisan della Lega, Elena Cappellini di Fratelli d'Italia, Davide Lovat di Resistere Veneto, Vanessa
Camani del Partito Democratico e Anna Maria Morato dal Venezuela. E poi dalle 22:15 Mangiare cibo vero con Francesco Francini, nutrizionista dell'azienda ospedaliera di Padova, e ancora sanità. Ripensare la sanità alle 22:30 con il professor Luca Antonini, vicepresidente della Corte Costituzionale, ed il professor Stefano Zamagni, docente di economia all'Università di Bologna. È tutto, grazie per essere stati con noi, arrivederci.